L'ANA ricoverò in Sispidale de Nugora Paolo Vronteddu, 30 anni, dipendente di una cava di Rosei, che in una verta a Conca pustisi de un incidente su traballo. Deso sprimoso accertamento, pare che chi operaio apata l'assinau rugende che de una paia metro de artari e scudende a Conca. In pensu da usa allarme a su locu des incidenti su priusu kente de che 8 chi che la piccava a Sispidale, Vronteddu no este in pericolo de vida. A sacavas un suprio speriso spompieri de su comando provinciale de Nugoro e sos carabinieri des accompagnati in scuola hanno fatto un rilievo e avviato le indagini per comprendere come è scapitato l'incidente. A terras peleas giudiziarias pro Renato Soru, europarlamentare di UPD e fondatore di Tiscali. As imprenditore l'hanno rinviato a giudizio pro reato de comunicazione sociale frassas in ambito di inchiesta avviata della Procura della Repubblica de Casteddu su la vendita di una parte dell'azienda Tiscali. Sa prima udienza de su dibattimento este su 25 de Sant'Ugavine indennanti desa sezione de su Tribunale Casteddaio. In sa schida scolata as ex governatore della Sardegna si sta condannato a 3 anni pro evasione fiscale e pro cussu ser dimittiu desa garriga de segretario regionale des UPD. Parischi Soru hanno rinviato a giudizio a Mario Rosso, ex amministratore delegato della società, e a Romano Fischietti, dirigente chi ammaniava tasor documentos contabiles e chi imbe cussizerisi de amministrazione. S'inchiesta mandata da innantir desa Guardia de Finanza aviti cominciata a pusti schisa a società de Tiscali SPA a bendi una parte dell'azienda a Tiscali Italia e a Tiscali Service SRL. A pusti schisa dobbio de Martis Colau esti stau transiu prosa scuntierras in entro de su centro-sinistra supra s'approvazione desa legge chi pertocca tasa ASL unica, custu manzani in cussizzu regionale sunt torraus a cominciare so straballoso. Si depiata a votare una leggichedda pro prorogare di un mese sos commissarios desa ASL, pro dare a sa giunta regionale a sa coalizione de centro-sinistra su tempus de accattare un accordo supra sa ASL unica. S'assemblea custu manzano primetota t'approvau su consuntivu de su cussizzu 71 milioni de euro. Ma su centrodestra non ha bottau. Su cussizza t'approvau per una norma che pertocca a sos interventos desos traballos pubblicos. Custu manzano si depia telegere vinza su vicepresidente des'assemblea su posto de Antonello Peru, cussizzeri regionale de Forza Italia, suspeso a pustir desarrestu in ambito desinchiesta Sindacopoli, avviata desa Procura desa Repubblica de Aristanisi. Sa garriga li toccata a s'opposizione, Forza Italia aiat indittau a Giancarlo Carta entrau proprio a su posto de Peru, ma Giorgio Oppi de UDC non fitti de accordo e a tapediu de transire sa nomina de una chida ca si seperu de su vicepresidente novu si depet inquadrare in un discorso prus ampru che deve per toccare vinza da sas presidenzias ad esas commissiones consiliares. Traffico bloccato in aeroporto Costa Smeralda de Olbia, che mancavano unos cantos assistenter de volo meridiana che hanno presentato il certificato de maladia e procussus et volos in partenza de Olbia e 7 in arribo che sono stati cancellati. Una situazione difficile che scaglionando problemi a sa compagnia ma mescamente a sos passeggeri. Su disaccato arribata a sincrar desaccordo firmato dai sos sindacatos, Franco USB e sa compagnia aerea, supra su contratto de traballo nuovo minimao de su 20% e supra se suberu de 396 dipendentes su bonu assistenter de volo. In principio la compagnia aerea aiata presentare un progetto industriale che de esuberoso de previdiata 950 chimbe. Belle 200 dipendentes hanno separato andata volontaria. S'accordo di adepere permettere l'intrada desa Qatar Airways in Meridiana che in beneficioso chi diano adepere arrivare desa sicurezza finanziaria desa compagnia aerea araba si attacca a bestesa possibilità di annanghe spurus a strattas internazionales desa Qatar Airways. Onorare a Sant'Upredu che data su numene a uno dei orbichinaus storico de Nugoro e assuma a tessi tempo su vacher una rassegna de cantatenore chi UNESCO ha declarau patrimonio des umanidade prova che sconnoscher a Sorzovanos un'eredidade culturale ispantosa. E tutto custus a manifestazione tenores a Sant'Upredu arribada a battore ediziones ideada e promuovia des assozius Sant'Upredu che dai su 1973 atas a sede proprio in su vichinau de Sant'Upredu.
Su programma desa manifestazione, chi ata essere su duor de tribulas in pratta a Salvador esatta, e si sta presentando questo Manzano in sintesi di una conferenza stampa. Fini presentese Sebastian Cocco, assessore comunale a Sa Cultura, Antonio Musina, presidente des Associus Antupredu, Agnese Siotto, presidente desu CTS, chi proprio usadie desa rassegna ta fa che visitas a guidadas in sollocor delle Dianoso da esa Cresia desa Solidaria su Monte Ortobene. S'assessore Cocco ha vedau desimportanzia de vainas che accusta de tenorese a Santupredu, chi a dispetto desas polemicas de custardiese contra Assisre sono una testimonia desa vivesa de custas tradiziones in cittade e cherene tramandadas. In sa spinnicar de su programma est intrau su presidente Musina, che annau chi custa rassegna pone parisi poesia, canto e ballu. Un narratore a recitare branos piccaor da esopera de Gracieledda, sostenores ana cantare sor versos e sor ballerinos ana accumpanzare tottu in su ballu. Ana partecipare concordu Giannargentu de Vonne, tenore muraler de Orgosolo, su rimedio de Rosei, tenore Santa Maria de Ottana, concordu Santu Ioanne de Tiesi, su tenore Santu Predu. Pros occasione Sisre ata perrere sa domo de Gracieledda. Sa manifestazione ata cominciare a pustisi accabada sa partida des'Italia a sos europeos.